Il sommario di questa settimana: Donne Belluno, fare rete e rappresentanza. Reti, modello di business per l'edilizia. TFR in busta paga, non è il momento. Ed infine dipende da noi, focus di Confartigianato Persone. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Donna Impresa Belluno a confronto su fare reti e rappresentanza. L'occasione è stata l'assemblea annuale organizzata lunedì scorso 29 settembre in città, a cui sono intervenute la presidente nazionale di Confartigianato Donne Edgarda Fiorini e la presidente regionale Daniela Rader. Mai come ora è necessario stare assieme per confrontarsi e trovare soluzioni, ha affermato dal palco la presidente nazionale Fiorini. Altrettanto forte l'invito a trovarsi nella rete per riuscire a sostenere ciò in cui crediamo, arrivato dalla presidente regionale Rader. Sull'evento ritorneremo con i servizi che seguono questo telegiornale con interviste alle due presidenti. Di reti e di fare rete si è parlato anche al convegno organizzato martedì 30 settembre a Mogliano Veneto da Confartigianato Imprese Belluno, Confartigianato Venezia e Confartigianato della Marca Trevigiana sul tema fare rete per costruire e ristrutturare un nuovo modello di business per le imprese edili artigiane. Questa nuova tipologia contrattuale, ha affermato nel suo intervento il presidente degli edili Paolo Tramontin, può diventare un utile strumento di rilancio di esperienze che negli anni passati ci hanno visto protagonisti come quella di Casa Concept, il consorzio formato da una quindicina di aziende della filiera delle costruzioni con lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese e di fornire un servizio completo e di qualità al cliente. TFR in busta paga, non è questo il momento in cui le aziende possono sostenere ulteriori sforzi finanziari per anticipare mensilmente il TFR ai lavoratori. Così il presidente di Confartigianato Imprese Belluno commenta la proposta del governo Renzi per far arrivare più soldi ai dipendenti del settore privato. Deon ricorda anche che per i lavoratori il TFR è un salario differito, per le imprese un debito a lunga scadenza. Non si possono chiamare le imprese ad indebitarsi per sostenere i consumi dei propri dipendenti. Un nuovo provvedimento regionale è stato emanato in questi giorni in materia di autorizzazione integrata ambientale. Va a semplificare gli adempimenti in materia ambientale con ampia soddisfazione degli imprenditori interessati e in specie di Confartigianato del Veneto, che aveva promosso e sollecitato il provvedimento per garantire l'uniforme applicazione della nuova disciplina su tutto il territorio regionale. La Regione è intervenuta portando chiarimenti sulle zone d'ombra che la legislazione nazionale aveva lasciato. In particolare la Regione Veneto ha fatto chiarezza sui tempi di presentazione e di rilascio dell'autorizzazione, sulla definizione degli impianti di frantumazione dei rifiuti metallici, sull'applicazione del provvedimento nazionale al settore delle autodemolizioni. Un'ultima notizia: a Verona è in corso il 6° Festival della Persona promosso dal Sistema Confartigianato, a cui partecipa anche un gruppo di esponenti dell'Associazione Bellunese. 3 giorni di dibattiti e confronti su una visione del futuro all'insegna dello slogan "Dipende da noi". Scegliere di assumersi responsabilità, di dare, di intraprendere, di generare persone e comunità per trasformare il presente, sono questi i temi attorno ai quali si sviluppano i lavori della convention. Intervengono docenti universitari, giornalisti, rappresentanti di movimenti a carattere sociale, oltre al contributo del direttore del Censis Giuseppe Roma. Ed ora, come di consueto, i servizi di approfondimento. Donne Impresa Belluno ha tenuto l'assemblea annuale lunedì 29 settembre a Belluno. Oltre alla relazione della Presidente, i lavori hanno approfondito il tema fare rete, una scommessa o un percorso possibile, in azienda e nelle organizzazioni. Argomento di particolare interesse in vista del prossimo bando che la Regione Veneto sta per aprire per incentivare lo sviluppo di azioni di aggregazione tra imprese. A discuterne sono intervenute la Presidente nazionale di Confartigianato Donne Edgarda Fiorini, la Presidente regionale Daniela Rader, il Dottor Enrico Cancino, direttore del CRACA, e il Dottor Luca Nardone di Confartigianato Udine.
Donna Impresa Belluno porta a questa novità che sono le reti di impresa, ossia un'aggregazione tra aziende che può essere sia trasversale sia di filiera. Riteniamo che sia una grossa opportunità, soprattutto in un territorio come il nostro che è costellato di piccole e medie imprese, soprattutto microimprese, e ci dà la possibilità di volgere uno sguardo oltre per poter creare appunto sviluppi futuri per il proprio lavoro. Al presidente regionale, Daniela Rader, chiediamo quali sono i nuovi modelli organizzativi nella rappresentanza. Innanzitutto non c'è un modello preconfezionato, questa sera mi auguro di riuscire a porre la questione di come andare a riconfigurare un modello organizzativo di rappresentanza, soprattutto per le imprese, femminili in questo caso, ma non solo. Perché? Perché come si può notare la società è in continua evoluzione, la politica comincia a cambiare i propri schemi, i datoriali hanno l'obbligo di adeguarsi a una società che cambia e quindi anche il movimento nella rappresentanza per l'impresa femminile ha la necessità di riorganizzare la rete. Partiamo dal territorio, il territorio è un elemento importante da cui far nascere sia le esigenze ma soprattutto dare risposte concrete che spesso e volentieri tardano ad arrivare. Le reti a cosa servono? Le reti sono un insieme di opportunità che a vario livello ci possono aiutare ad essere più vicini alle imprenditrici. Oggi la rete è anche un modello per fare impresa, sappiamo che le esperienze delle piccole e medie imprese oggi in un mercato globale comincia ad essere troppo piccola e quindi ha la necessità di allargare il proprio raggio d'azione, sempre aumentando la propria competenza e specificità, ma riuscendo a garantire un bacino d'azione molto più grande di quello che andavamo a coprire fino a poco tempo fa. Anche nella rappresentanza, quindi sia nell'impresa che nella rappresentanza, il concetto di rete, seppur declinato in modo diverso, ha bisogno di essere rinnovato. Noi siamo qui a discutere per questo. Fare rete è una delle prerogative anche delle associazioni. Alto è il valore dell'aggregazione del fare rete in questi contesti e altrettanto numerose sono le opportunità derivanti. Qual è la rappresentanza delle donne nei corpi intermedi? Allora, la rappresentanza delle donne nei corpi intermedi solitamente è abbastanza limitata. Dobbiamo ammettere che anche nella nostra organizzazione il numero delle donne non è quello che ci si aspetterebbe da dei numeri che sono quelli delle percentuali di imprenditrici all'interno di, come ad esempio nella provincia di Belluno, di una certa rilevanza. Quindi è fondamentale, attraverso tutta una serie di iniziative che vengono fatte sia dall'organizzazione in quanto tale che dal movimento Donna Impresa, proprio per avvicinarsi sempre di più all'associazione, per fare in modo che la stessa associazione risponda maggiormente poi alle peculiarità, alle richieste e al fare dell'impresa declinata al femminile. E allora il perché di questa carenza in termini numerici? Il perché potrebbe essere perché solitamente quando c'è un qualcosa di, non dico politico, ma che si avvicina di molto alla politica, normalmente le donne che sono molto pragmatiche ritengono che ci siano troppi, fatemeli passare, balletti, e questo talvolta allontana, però dobbiamo prendere atto che se non ci siamo difficilmente le nostre problematiche possono essere portate nei tavoli nei quali si discute, che sono dalla provincia, ancora per poco, la regione, piuttosto che lo Stato italiano, l'Europa e quanto sempre più ampio. È il fatto di non esserci che diventa a questo punto una difficoltà di esprimere esattamente le problematiche che si hanno come imprese al femminile, che sono ovviamente identiche a quelle delle imprese in quanto tali, quindi la burocrazia, le tasse e tutto il resto, però sono anche il problema della conciliazione, che è un tema che noi non possiamo assolutamente sottovalutare. Tenendo conto che tra l'altro adesso in Confartigianato si sta discutendo del nuovo statuto, noi come donne non abbiamo chiesto le quote, lo dico proprio in modo chiaro, non abbiamo chiesto le quote, ma abbiamo chiesto che venga tenuto conto del fatto che la percentuale, il 20-25% in alcune regioni, è rappresentato dall'imprenditoria femminile. Sarebbe un peccato, un gran peccato,
peccato non tener conto di questi numeri, che noi non vogliamo che siano dall'altra parte contraddistinti da un numero in pari percentuale di rappresentanti al femminile, però tenerne conto, perché quando la nostra associazione, e quindi parlo di tutta l'associazione, va a parlare in tutti i tavoli, è giusto che porti anche i temi che sono cari al nostro mondo di fare impresa al femminile. Reti di impresa, un percorso possibile per lo sviluppo dell'azienda. Ne è convinta Elena Corazza, imprenditrice friulana nel settore della meccanica di precisione, intervenuta all'assemblea di Donne Impresa Belluno a testimoniare la propria esperienza di appartenenza ad una rete d'impresa. Una scelta effettuata per reagire alla crisi che continua ad attanagliare imprese e mercati e che si sta dimostrando vincente. Questa sera sono qui per parlare della mia esperienza di rete d'impresa e lo faccio in qualità di imprenditrice. Nel 2009, quando è cominciata la crisi, mi sono resa conto che se volevo superarla dovevo cercare di unire le mie forze alle forze di altre aziende. Nel dicembre del 2013 è nata Mittec, una rete d'impresa che unisce 6 aziende del comparto della subfornitura di settori diversi. Da allora i nostri progetti sono ampliati, abbiamo cominciato a internazionalizzare la nostra rete di impresa e tra i prossimi progetti che abbiamo è la fiera di Basilea a novembre di quest'anno. È stato difficile fare rete in un settore come il suo, di consuetudine prettamente maschile? All'inizio proprio questo settore è un settore prettamente maschile, ci sono state delle reticenze, il mio primo approccio alla rete d'impresa si è concluso con un nulla di fatto, mi guardavano un po' con sospetto, poi invece confrontandomi con le nuove generazioni devo dire che questo timore è venuto meno. Mi guardano sempre all'inizio un po' con sospetto, ma poi devo dire che raccolgo anche grandi soddisfazioni. È difficile invece conciliare famiglia e lavoro? Difficilissimo, perché nel mio caso specifico, dovendo seguire la mia azienda, dovendo seguire la rete d'impresa, dovendo seguire altre cariche che ho, la mia giornata è completamente presa e assorbita dal lavoro, però questa cosa non mi dispiace. Mi sento di dire che si fa di necessità virtù e che se vogliamo continuare a portare avanti il nostro paese dobbiamo per forza di cose darci da fare, non c'è alternativa. In chiusura di Impresa Diretta il nostro numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201. Grazie per averci seguito, appuntamento con Impresa Diretta settimana prossima.